Carissime amiche e carissimi amici, un cordiale affettuoso saluto da Giuseppe Ruggeri e da Niceto di Web e da Salvatore Italiano alla regia. Purtroppo, come vedete, sono a casa nella sede di Niceto di Web e non siamo nello splendido scenario della chiesa di San Francesco di Paola come è stata consuetudine per ben 8 anni. Purtroppo a 2 anni a questa parte il Covid ci impedisce di fare manifestazioni pubbliche e con molto assemblamento. La rassegna di Ciaramedda è sempre stata un punto di incontro per moltissima gente, oltre per i ciaramedari venivano anche da paesi limitrofi, anche per le persone di San Pierniceto che avevano piacere ad assistere alla rassegna dal vivo. L'anno scorso eravamo in lockdown e quindi non c'era nulla da fare. Quest'anno, a dire il vero, Salvatore Italiano fino ai primi di dicembre siamo stati molto dibattuti di farla normalmente la rassegna nell'interno della chiesa di San Francesco con la mangiata conclusiva, però l'impennata che c'è stata negli ultimi giorni di contagi dovuti al Covid-19 ci ha fatto prendere questa decisione di farla anche quest'anno, una rassegna di Ciaramedda virtuale. È la 10ª edizione, dobbiamo fare una grande festa perché era un traguardo molto importante, è anche un traguardo molto importante perché nonostante tutto la stiamo facendo, abbiamo registrato dei ciaramedari e ora li manderemo a mano in onda. È un'edizione che purtroppo magari è un pochino con un velo di tristezza in quanto quest'anno la vogliamo dedicare a mia cugina Carmelina che proprio 6 mesi e 2 giorni fa è scomparsa, sono già 6 mesi che non c'è più. Lei era una grande fan di Niceto Web, ci vendeva i biglietti e ci sosteneva in tutti i modi possibili e immaginabili. Sarebbe stata collegata in questo momento in diretta e ci mandava i messaggi questo qua e purtroppo viene mancata, quindi la dedichiamo a lei. Come ogni anno la dedichiamo anche a Piero Basile che è stato uno dei pilastri di Niceto Web, già sono 2 anni che è scomparso e quest'anno abbiamo voluto aggiungere anche Don Giovannino Ciulla che è scomparso nel mese di gennaio del 2021, come vedete un 2021 per certi versi da cancellare. E quindi avremo durante la rassegna dei momenti di ricordo di questi 3 personaggi che hanno fatto molto per noi di Niceto TV Web. Prima di tutto voglio ringraziare dal profondo del cuore le ditte che ci hanno sostenuto in una maniera, devo dire, commovente, inimmaginabile e veramente abbiamo ben 34 premi, anzi 33, perché l'ultimo si è aggiunto poco fa, l'ha portato Salvatore Italiano ed è la rosticceria pizzeria Ilizia di via 21 ottobre a Torre Grotta che mette in palio 1 chilo di focaccia e una pizza, quindi ben 33 premi. Un sorteggio con 33 premi e premi molto belli che ora andrò ad elencare, penso che è difficile da vedere, non dico in tutta la Sicilia ma in tutto il mondo, ben 33 premi e io ringrazio tutti coloro che sono venuti a cercarmi per comprare i biglietti, purtroppo per motivi di lavoro, anzi per fortuna, non sono stato molto in giro, ma la gente è venuta a cercarmi e dire vogliamo il biglietto, vogliamo aiutare Niceto Web. Non è il premio in se stesso che la gente vuole, ma vuol dire che apprezza ciò che noi facciamo da quasi 10 anni a questa parte. Sia io, sia Salvatore Italiano e sia Marco Micano in passato, Piero Basile, Franco Catanese e tutti quelli sono succeduti qua a Niceto TV Web. Ringrazio anche coloro che ci hanno aiutato a vendere biglietti, il vulcano Conino Duca di Santa Lucia del Mena, la signora Rosaria Lamalfa di Milazzo, Olivarella, Graziella Certo, Stefania Recupero che ha venduto ben un blocchetto all'Ivar, quindi ci siamo allargati bene, anche Dorotea Tammaro che qualche biglietto ha venduto anche lei, quindi io ringrazio anche coloro che ci hanno aiutato. E ora, prima di iniziare, è giusto e doveroso elencare le ditte che ci hanno dato veramente una grossa mano d'aiuto, perché noi il sorteggio non lo facciamo a scopo di lucro, il nostro sorteggio è solo ed esclusivamente per autofinanziarci, per andare avanti un anno, pagare la connessione, aggiornare la tecnologia. Per chi ci vede in giro ha potuto vedere che abbiamo una connessione veramente potente ora
non abbiamo più problemi di buffering e cose varie. Speriamo non parlare troppo presto, Salvatore. Una telecamera molto più potente. Quest'anno questo rimarrà qualcosina, compreremo un microfono senza fili per essere sempre più aggiornati al passo con i tempi. Abbiamo un computer abbastanza potente, Luigi Calderone, sempre ci mantiene in perfetto stato. Allora, io ringrazio, devo cominciare la ditta Ruggero Domenico, dove io lavoro, che mi dà anche la possibilità di poter dedicare al liceo TV Web, quindi devo ringraziare sia per ciò che ha messo per il liceo TV Web e sia per ciò che mi permette di fare. Ringrazio l'artista Stefania Ruggeri, questo bel quadro è opera sua. Ringrazio la macelleria Ozzu Pippo di Angelica Duca Gualtieri. Mia zia Maria, questa mattina mi chiama al telefono: Giuseppe, ho visto ai 29 premi, il 30° lo voglio fare io. Ti do un buono da intero da spendere presso la ditta Ruggero Domenico Sapore di Sicilia e lo dedichiamo questo buono a chi non c'è più, cioè a mia cugina Carmina. Quindi mia zia Maria ha voluto, oltre che si è comprato i biglietti, ha messo in palio 30 euro da spendere dalla ditta Ruggero Domenico. L'architetto Francesca Mai, ieri è venuto al magazzino senza aver chiesto nulla, se lei solo vedendo ciò che facciamo su Facebook è venuta e mi ha offerto una carta tarocco che disegnerà lei sul ritratto di chi vincerà. Però chi vince può scegliere anche di un figlio, un nipote, può scegliere qualsiasi ritratto vuole fatto. Ringrazio Caterina Cancemi con un buono di 25 euro. Caterina è sempre disponibile a noi, quando c'è la rassegna ci offriva la pasta e molto altro. Quest'anno ci mette 5 euro di buono, 25 euro li offre anche la bottega di Pasqua Bitto. Un panettone artigianale, il presentissimo Soccorso Coloso di Quartiere Sicaminò, non ce lo fa mancare mai, e ringrazio perché per la sua generosità. Un altro panettone artigianale, la pasticceria Mille Voglie di Giuseppe Scattareggi, da sempre vicino a Niceto TV Web. Poi abbiamo un buono da 20 euro da spendere verso il Totù Caffè Bistrò a Milazzo, 20 euro da spendere all'Agrigarden di Biagio di Paola Santa Lucia del Mela. Una bottiglia di Malvasia delle cantine Colosi non può mancare in sorteggio. Non c'è sorteggio se non c'è la bottiglia delle cantine Colosi. Poi abbiamo 3 bottiglie di vino offerte dall'Itta Ruggero Domenico Sapore di Sicilia, 3 bottiglie offerte dall'azienda vitivinicola Ruggero Giuseppe Contrada Manducina Quartiere Sicaminò, 3 bottiglie me la offerte della cantina Bon Giovanni di Giuseppe Bon Giovanni con sede a Venedico. Poi abbiamo anche sul vino ci sta la salsiccia o viceversa, e quindi abbiamo 2 kg di salsiccia offerte dalla macelleria Le Tentazioni della carne Domenico Cangemi a Monforte San Giorgio, altri 2 kg li ha offerte la macelleria Duca Andrea in via Nazionale Attore Grotta. 2 bottiglie di vino le ha offerte l'azienda vinicola Rosario di Giovanni e Figli di Contrada Bisocco a San Piernicello. Poi vino, salsiccia, ma ci sono anche i polli allo spiedo. Uno l'ha offerto la polleria Pulcino Pio di Capone Salvatore in piazza Municipio a Pace del Mela, e un altro pollo allo spiedo patatini è offerto dalla Salumeria Maceria La Fortuna di Mongiovanni e Maria, la quale oltre il pollo ha messo un altro premio che è 1 chilo di salsiccia, sempre offerta dalla macelleria Salumeria La Fortuna di Mongiovanni Maria. Poi abbiamo un cestino con formaggi naturali, biologici, offerti dalla ditta Fausto Maio, Giuseppe e Figli di Contrada San Biagio a Santa Lucia del Mela. Una bottiglia di prosecco ce l'ha offerta l'azienda agricola, no, la bottiglia di prosecco, le cantine Colosi, anche una bottiglia di prosecco. Il fratello Salvatore Francesco Italiano, che ha l'azienda agricola Coccinella e Blu, ha offerto una cassetta di broccoli. La ditta Terrizzi Bevande di Milazzo, via Regis, una cassa di birra. Come ho detto, si è aggiunto il buono della rosticceria pizzeria Ilizia, e sempre quest'oggi si è aggiunto un buono da 20 euro da spendere presso Cleo Bimbi alla Moda, un negozio di carni Cannistrà che ha abbigliamento per bambini. E per concludere, Liceo TV Web offre 6 bottiglie di prosecco, quindi il totale fa 33 premi. Dopo aver ringraziato un po' tutti, penso che sia giusto e doveroso ora iniziare con i video.
perché la serata sarà lunga, il sorteggio sarà abbastanza lungo e quindi dopo aver ascoltato la sigla d'apertura con Francesco Catanesi che serviva con la Cianamedda, ora passiamo per quello che per me rappresenta l'inno di San Piero, per quello che vuol dire essere San Proto. Io nasci a San Piero e me lo posso vantare. L'ha scritto Pino Sgrone nel 1950, ma è sempre valida. Io da un paio di anni a questa parte apro l'edizione della rassegna Cianamedda con questa canzone. Vorrei che alle scuole i bambini imparassero questa canzone. È un sogno, non so se mai si realizzerà. Partiamo con la canzone Una città San Piero, cantata da Giuseppe Minutoli e Antonio Paone con immagini spettacolari e storiche di San Piero Niceto. Vai Salvatore Italiano alla regia.
Capodanno. Buon Natale. Carissimi amici, e questa era la sigla ufficiale della rassegna. Iona Città Sampieri per me è qualcosa di magico, storico, che va sempre riproposto. Ogni volta facciamo qualche video, cerco sempre di inserire questa canzone che è molto veritiera, anche se parla di tempi che ormai purtroppo non ci sono più. E ora passiamo al momento un pochino più triste della serata, ma un momento che è molto doveroso. Vorrei iniziare con un ricordo di mia cugina Bellina, un video che abbiamo realizzato per il suo compleanno, dove sarebbe stato il 18 dicembre, 48 anni. Mandiamo il video che è un'esibizione del fratello Giuseppe con la tromba, con immagini di Carmelina Ruggeri. Ciao Carmelina, comunque tu sei.
toccante ricordo di Carmelina Ruggeri. Passiamo al altro toccante ricordo che è quello di Piero Basile. Il ricordo è di Nino Polito e si riferisce alla ottava edizione della Segna di Ciaramette, quella l'ultima svolta praticamente nella chiesa di San Francesco. L'incertezza di fare la rassegna in chiesa o registrarla purtroppo ha fatto perdere soltanto del tempo. Sono riuscito a contattare Nino Polito per fare magari un nuovo ricordo di Piero Basile, però mandiamo quello di 2 anni fa che è sempre valido e attuale. Ricordo di Piero Basile ad opera di Nino Polito. Piero era un grande amico che ha lasciato un segno nel mio animo. È un segno che rimarrà indelebile e che voglio con queste parole celebrare, forse nell'aspetto più saliente. Inizio così. Il sogno è l'anima della società umana, è la forza che ci spinge a superare gli ostacoli quotidiani, è l'energia che ci consente di non arenarci nelle sabbie mobili dell'egoismo, di non smarrirci nei labirinti dell'arrivismo e dell'individualismo più sfrenato. Il sogno è la voce dell'anima che crea al di là delle convenzioni sociali, che plasma andando oltre le inibizioni del comune sentire. Il sogno è il suono dell'amore che permette di concepire il futuro. E tu, caro Piero, avevi tanti sogni, tante gioiose aspirazioni volte al bello, all'utile, al desiderabile. Desideravi un mondo fatto di cordialità, desideravi una società moderna sì, ma anche fondata sugli ideali mutualistici dei nostri anni. Quanti agresti rassegna mi hai citato, quanti nomi, soprannomi, mestieri, passatempi, quanti proverbi abbiamo passati in rassegna nelle calde notti estive di molti anni fa. Tu ne conoscevi tanti, soprattutto conoscevi la storia del nostro amato paese e le agrodolci contraddizioni della nostra mai sopita sicilianità. La vita dell'uomo è costellata da tante tempeste ed illuminata da qualche sprazzo di sole. L'istinto di piangere il più delle volte è il sopravvento sulla voglia di sperare, di andare avanti. Tu eri speciale, amico caro, eri impareggiabile, dato che non osavi mai abbandonare la via dell'ottimismo, nemmeno durante le cataratte della vita, riuscendo ad immaginare arcobaleni dietro ogni orizzonte nebuloso. Eri lo zefiro leggero che placava le mie giovanili tempeste, i tuoni e i fulmini delle mie lotte interiori. Il tuo altruismo silenzioso è una delle tante ricchezze che ci hai lasciato, incorruttibili tesori scolpiti a lettere di fuoco nel nostro animo. Il sogno è il suono dell'amore, è il sibilo dell'infinito inconosciuto che ci pervade. Per questo il sogno non muore mai. Anche quando non si realizza si libera in volo, attendendo la mano speranzosa di chi lo farà divenire realtà. Arrivederci, caro amico sognatore. Ci hai lasciato mentre progettavi da amministratore il bello, l'utile e il desiderabile per le nuove generazioni del nostro paese. Arrivederci, amico Piero, che il suono delle magiche zampogne di Natale ti conducano il nostro riverente grazie di cuore. Grazie a tutti. E questo era Nino Polito, come avete veduto c'era anche il professore Mario Sarica e io, 2 anni fa. A proposito del professore Mario Sarica, doveva essere qui accanto a me quest'oggi per commentare le varie esibizioni, per portare un po' di cultura sulle tradizioni pastorali del Messinese e della Sicilia. Però purtroppo il professore mi ha chiamato verso le 7 e mi ha detto che non si sentiva in piena forma, aveva altri impegni e quindi non sarebbe potuto venire. Però fra qualche minuto lo ascolteremo al telefono, perché è sempre piacevole ascoltare il professore Mario Sarica che porta cultura. E parlando del professore Mario Sarica, ora parliamo di un altro grande amico che era anche il professore Mario Sarica, ma era amico di tutti, ed era Don Giovannino Ciulla. Nel mese di gennaio è volato in cielo e ora io qui
mandiamo un video che è un canto, la Grotta Poverina, che è un canto di San Pianiceto del periodo della novena, si canta specialmente, e questo video risale all'anno 2000. L'ha registrato Carmelina Corio dall'Australia, che poi l'ha donato a mia zia Antonietta, e mia zia Antonietta l'ha donato a me. Io ho stravolato una piccola parte per far sentire le tradizioni, che era la Grotta Poverina, e allo stesso tempo ricordare Don Giovannino Ciulla. Quindi questo video del 2000, ci sono tante persone che purtroppo non ci sono più, è un video storico del 2000. Salvatore, facciamo vedere la Grotta Poverina, anno 2000.
questo era un video dell'anno 2000, novena mattutina nella chiesa del Carmine, immagine di Carmelina Coi, per gli amici Carmelina australiana. E ora proviamo a collegarci con il professore Mario Sarica, vediamo se facciamo intervenire telefonicamente il professore Mario Sarica, anche per un ricordo di Don Giovannino Ciulla da parte sua. Caro professore, buonasera. Buonasera a te e a tutti gli amici che sono in collegamento in questo momento per condividere a distanza ma uniti da uno stesso sentimento questo importante momento di incontro nel segno della Zampogna, giusto caro Pippo? Giusto. Peccato che non è qui accanto a me per dare quel tocco di cultura che ogni anno dà alla nostra rassegna. Ecco, sì, purtroppo siamo immersi in questo momento in una situazione molto complicata, lo sappiamo, dobbiamo incontrarci al segno della Zampogna significa, come dire, allontanarci dalla realtà, ma essere dentro la nostra realtà senza rinunciare tuttavia a far prevalere il sentimento che ci proviene da questa icona musicale del Natale che è la Zampogna, per la quale la comunità di Terniceto ha un rapporto, un legame da sempre speciale nell'area dei Peloritani, vero? Infatti, io colgo l'occasione per ringraziare la famiglia catanese che si è prestata per fare alcuni video. Catanese sicuramente la più rappresentativa è quella che ho avuto il piacere di invitare anche quest'anno a Notti di Siada, che molti sanno che è un appuntamento che si ripete da 22 anni a Messina, promosso dal Museo dei Peloritani, si svolge nella chiesa euskionica di Santa Caterina, in pieno centro, dove proponiamo l'ascolto dei repertori della tradizione siciliana e non solo, la tradizione molto popolare, ma dove la Zampogna occupa un posto centrale. Tra l'altro quest'anno per la prima volta è stato riproposto dalla famiglia appunto catanese, da Francesco, da Anna, da Antonio, il canto di novena di San Terniceto, del quale voi andate giustamente orgogliosi alla grotta Poverina, mi pare che Giusto, sia. esatto. Ecco quel canto che viene intonato alla fine della novena, tutta la comunità si ritrova all'accompagnamento della Zampogna, ecco. E quindi quest'anno noi abbiamo pensato di farlo ascoltare anche qui a Messina e non era mai successo, no? Sì. Ecco, che succede ora? Ora avete già fatto ascoltare... Abbiamo fatto ascoltare proprio un pezzo della grotta Poverina risalente all'anno 2000, sono delle immagini storiche, c'era anche Don Giovannino Ciulla che accompagnava il canto, anno 2000, veramente immagini storiche che andrebbero messe nel museo. Quindi sono anni di tanti anni fa, emozionano tanto. Giovanni era ormai uno di voi, lui pur proveniente originario di Fiume di Nisi, era un sacerdote dell'azione, si sentiva parte integrante, no? Assieme alla sua famiglia, della comunità, era sempre presente, sempre generoso, sempre disponibile, no? A dare il suo contributo che ci in grado di riportarci, diciamo, alle atmosfere, ai contesti di festa, non solo per Natale. Ecco, ricordo in questo momento anche la sorella Marianna, no? Sì, come canta benissimo. Ecco, la quale viene accompagnata sempre all'organetto dal caro Giovanni. Quindi voi state proponendo tutta una serie di
Alcune le abbiamo anche fatte quest'oggi, le abbiamo registrate fra oggi e settimana scorsa. Qualcosina di nuovo c'è, però logicamente con tutte le precauzioni del caso. Certo, certo, dico, è un modo anche per stare vicini, per ritrovare amici lontani, amici e ricordare amici che non ci sono più, e Infatti. ricordare anche che ci ha lasciati qualche settimana fa Sostene Puglisi, che io ho sempre definito il principe dei pastori suonatori, che è stata la figura più carismatica della cultura pastorale, appunto floridana, perché ha raccolto meglio degli altri questi saperi che derivavano appunto dal padre, ma da tutti gli altri pastori, e lui ha espresso al massimo questi saperi della tradizione collegati alle forme materiali, ma l'uso ovviamente della zampogna, ma lui era abilissimo anche nella realizzazione dei manufatti pastorali. Insomma, noi parlando di cultura pastorale, l'ho detto sempre, dobbiamo come dire, essere orgogliosi di quante testimonianze sono giunte a noi, di quanto sia viva la tradizione, grazie a famiglie come quella dei Catanese di San Perniceto. Ecco, voglio ricordare che Antonio da anni ospite, viene invitato dalla comunità parrocchiale di Santa Caterina in occasione della veglia del Natale, della festa di Natale, ed è tanto apprezzato e lodato per la sua bravura. Quindi dico che questa occasione che voi proponete, che tu proponi con gli amici di San Perniceto, è sempre una bella occasione per riflettere attorno a questo patrimonio che va valorizzato, difeso, riconosciuto. Tra l'altro questo interesse rispetto alle zampogne è un interesse che supera i nostri confini, no? C'è un interesse, questa cultura lega i diversi popoli, le diverse aree della nostra Europa e non solo. Quindi da questo punto di vista dobbiamo anche capire che noi siamo dentro un contesto che, pur con tutte le complicazioni e la complessità del contemporaneo, richiede si sente il bisogno di non perdere i riferimenti con la cultura del territorio, di cui appunto la cultura pastorale è una delle espressioni più rappresentative. Quindi io faccio i complimenti a voi perché, come dire, avete questa consapevolezza, e quindi la ritrovarci ogni anno per la rassegna, anche se quest'anno in maniera virtuale, è sempre una bella occasione per ritrovare appunto tanti amici e per allargare anche la platea degli estimatori, degli appassionati, e quindi l'ascolto ci deve anche aiutare a dare un contributo sempre più importante alla salvaguardia di questo patrimonio. Parole sante. Noi Ecco. ora la ringraziamo per il suo pregevole intervento e speriamo il prossimo anno di poterci rivedere nello splendido scenario della chiesa di San Francesco di Paola, San Perniceto, in mezzo a tutti, nella confusione, nel caos. Ci manca tutto quello. Ci manca. Speriamo. Io vi ringrazio per avermi chiamato, io sono molto contento, come succede da sempre, di poter condividere con voi questo momento, e mi auguro che un periodo anno ci si possa ritrovare tutti assieme, e ritrovare questo spirito perduto o smarrito del Natale, E dello stare insieme pure. Tanto bisogno. Quindi io approfitto per fare gli auguri di un buon anno, se possibile, per tutta la comunità di San Perniceto, ma per tutti gli amici che in questo momento sono in collegamento con noi, e
Ricambiamo gli auguri affettuosamente e anche l'abbraccio. A presto professore, grazie. Grazie. Buon anno, auguroni. Buon ascolto. Grazie. Sempre è un piacere ascoltare il professore Mario Saglia. Fosse stato qua vicino a me sarebbe stato qualcosina in più, però speriamo il prossimo anno. E ora il professore ci ha dato l'assist e Salvatore Italiano fa la rete, mettendo in onda proprio l'esibizione di Nino Catanese, accompagnato al tamburello da Pippo Barbera e con la fisarmonica Nino Paoli. Mandiamo il video di Nino Catanese.
questo era Nino Catanese con Pippo Barbera e Antonio Paoni. Nino Catanese lo rivedremo fra qualche minuto, che si è esibito anche con il Frescaletto siciliano. Ora da un fratello passiamo all'altro fratello, da Nino passiamo a Francesco Catanese, che con la Ciaramedda suona, e Don Mario Catanese canta la Ninna Nanna. Salvatore, abbreviamo i tempi che già è volata un'ora. Vi ricordo che siamo in diretta, sono le 20:29, siamo in diretta, il brano sono diciamo, noi siamo in diretta, potete controllare 20:29. Il sorteggio sarà fatto fra un po', dovremo liberare tutto qua, partiremo dal primo posto logicamente fino al 33esimo, se ne andrà un bel po' di tempo per fare il sorteggio, però acceleriamo i tempi. Francesco Catanese e Don Mario Catanese. Questo era Francesco Catanese e Don Mario Catanese. Vi posso chiedere una cortesia a chi ci sta ascoltando? Tanto cominciare, salutiamo il nostro piccolo fans Davide Maio, che col papà Federico e mamma Valentina ci stanno seguendo in diretta, e facciamo un saluto affettuoso perché i piccoli fans crescono e bisogna coltivarli anche da bambini, i fans, quindi noi partiamo da 1 anno fino a 100 anni, quindi siamo aperti a tutti. Per quanto riguarda, vi posso dire una cortesia: condividete il video gentilmente, chi ci sta seguendo, condividete il video nel vostro profilo Facebook, fate che possiamo allargare la platea di gente che si appassiona alle ciaramedde. Sono tradizioni nei paesi ancora resistono, ma anche un pochino nelle grandi città, perché ci sono delle persone che mantengono vive queste tradizioni. Uno di questi è il grande maestro Rosario Altadonna, che abita a Messina, ma che è un big non solo della ciaramedda ma anche del frescaletto e di molti altri strumenti. Li costruisce lui stesso, e abbiamo un video, è dello scorso anno, purtroppo per motivi di tempo non sono riuscito in tempo a, scusate il gioco di parole, a contattarlo per farmi mandare un video nuovo, però è un video sempre attuale. E ora mandiamo Rosario Altadonna, che ricordo è stato colui che ha ricevuto il primo premio dedicato alla memoria di Piero Basile
ci sarebbero dovuti essere il secondo e il terzo, il professore Mario Sari, che abbiamo già parlato qualcosina su come organizzare i premi quest'anno, abbiamo individuato degli elementi, perché avremmo fatto un premio anche alle memorie Carmelina, Ruggero, oltre di Piero, Basile. Purtroppo non dipende da noi, dipende da questo maledetto virus, tutto ciò. Quindi Rosario Altadonna, il video, ripeto, è dello scorso anno, ma sempre molto attuale. Grazie al maestro Rosario Altadonna. Ciao a tutti, io sono Rosario Altadonna, un zampognaro siciliano da Messina. Auguro a tutti un buon Natale e un felice anno nuovo e che possa essere un anno migliore. L'augurio fa soprattutto alle persone che in questo momento stanno poco bene, e questa mia suonata è il modo per far sentire la mia vicinanza. Buon Natale a tutti.
non c'è fortuna. Ho parlato troppo presto, connessione buona, purtroppo è andata via la connessione, ci siamo persi, si può dire, l'esecuzione del maestro Rosario Alta Donna, se non sbaglio. Se mia sorella da casa mi dava qualche indicazione, purtroppo Sì, è sì, hanno stato... bloccato. Eh? Forse hanno condiviso troppo il video. Sì. Purtroppo i centri di percorso con le connessioni. Mi verrebbe da dire che qua a San Pianiceto hanno portato la fibra, ma l'hanno portata dove non abita nessuno. Questa è una parentesi tonda, quadra, graffa che approfondiremo nei prossimi giorni. C'è la fibra a San Pianiceto, ma dove non abita nessuno. Dove c'è abitazione non c'è fibra. Chiudiamo questo triste argomento. Salvatore, proviamo a rimandare il maestro Rosario Alta Donna, magari Sì, è giusto, sei andato perso di far rivedere. Mia sorella ha detto si è rotto il video su Rosario Alta Donna, quindi rimandiamo il video del maestro Rosario Alta Donna. Salvatore, magari lo fa partire qualche istante Sì. più in avanti, però è giusto dare. ok. Scusiamo ancora per l'inconveniente di qualche minuto fa, purtroppo fa capriccio ogni tanto la connessione. Velocizziamo immediatamente, come ho detto ritorna Nino Catanese con il Friscaletto, sempre accompagnato da Antonio Pavone con la fisarmonica e Pippo Barbera con il tamburello. Vai Salvatore!
Nino bravissimo, sia con la ciaramedda, cantampogna, con la fisarmonica, con l'organetto, con il friscaletto, veramente bravo e disponibile verso Niceto TV Web. Grazie Nino, grazie anche a Pippo Barbera che è salito apposta da Monforte Marina e anche a Antonio Paoli. Per rimanere in una famiglia di artisti, ora abbiamo anche una suonatrice di ciaramedda ed è Anna Catanese, figlia di Francesco Catanese, che accompagna col suono della ciaramedda il papà Francesco e Don Mario Catanese nel canto alla mezzanotte, è un canto di Natale, per sbagliare meglio di... Vai Salvatore con questo bel trio. Bravissima Anna Catanese, veramente figlia d'arte, nipote d'arte, veramente la famiglia Catanese sforna artisti, anche le sorelle suonano nella banda musicale, quindi veramente artisti a 360 gradi. Vorrei approfittare per vedere di poter leggere qualche messaggio qua che abbiamo su... Va bene. Non è possibile al momento, ora ci organizziamo, però voglio ringraziare il signor Mazzacatti Nicola e Caterina Gangemi che ci hanno inviato 100 stelle e €1, ma anche €1 basta per renderci felici. Grazie di vero cuore. Ringrazio Angela Formica che ci sta seguendo, ci fate complimenti, Nunzio Donato, Vittoria De Rizzi, alcuni commenti che ho poco fa letto, purtroppo non mi fa leggere tutti, però ringrazio chi sta seguendo, ringrazio chi ha condiviso il video, chi non l'ha fatto lo può condividere, che fra poco arriviamo al sorteggio che penso sarà molto lungo quest'anno. Ancora abbiamo altri 4-5 esibizioni, quindi prepariamo il tutto. Ora passiamo a un altro video che dello scorso anno, due grandi amici di Niceto TV Web, sempre presenti alle rassegne di ciaramedda,
due grandi maestri, a parte che sono due grandi amici, e Franco Venuto e Antonio Visali. Il video, ripeto, è anche questo dello scorso anno, purtroppo è stato un mese di dicembre un pochino caotico per cercare di organizzare il tutto come l'anno scorso. Poi ripeto, il nostro cuore era quello di fare la rassegna in presenza, poi non è stato possibile, quindi abbiamo tamponato. Il video è sempre attuale. Franco Venuto, Antonio Visani. Vai Salvatore.
veramente bravi il maestro Antonio Visale e il maestro Franco Venuto. Però ricordo il video è dello scorso anno. Approfitto per salutare adesso l'ingegnere Antonio Micali, ci sta seguendo da Messina, ci fa i complimenti, dice i complimenti, una bella squadra, e io vorrei ribattere, è vero, c'è una bella squadra, ma se siamo arrivati a questo punto è grazie anche al gente come l'ingegnere Micali che ogni anno ci sostiene, sia lui e sia suo figlio Marco. Quindi non si costruisce nulla dal nulla, bisogna andare per gradi. Non posso mai dimenticare il primo video che abbiamo fatto nei locali di Sant'Antonio il lontano ottobre del 1992. Siamo iniziati con una piccola webcam, la voce arrivava e i movimenti si sentivano, dopo si vedeva con una disconnessione di quanto, Salvatore? Di un paio di minuti. Ora, talmente anche ogni tanto la connessione fa dei capricci, però il tutto grazie a tanti amici come l'ingegnere Micale, come Don Peppino Grimaldi, come Antonio Cicci, il dottore Italiano, Giacomino Danese, Antonio Buonarivo, Marco Antonio Dele. Guarda, avrei una lista infinita di gente che è venuta a cercarmi per dare i biglietti. Vi voglio ringraziare, approfitto per ringraziare anche il mio cugino Domenico di Giovane dalla Calabria, ci ha mandato una grossa donazione dalla Calabria perché apprezza ciò che facciamo, e questo per noi è veramente gratificante, vuol dire che abbiamo seminato bene e siamo rimasti di Salvatore, ma andiamo sempre avanti, non ci preoccupiamo, riusciamo. Se si vuole proporre qualcuno, noi siamo sempre... Noi sempre, dal primo momento ho detto che vuole aiutarci, siamo I provini sono a a disposizione. Non facciamo provini, per ora ci sta aiutando, ringrazio Piero Maio che ci ha dato una grossa mano d'aiuto con immagini con il drone. Siamo andati a Santa Lucia, anche qua a San Piniceto, quindi grazie a Piero Maio che sta collaborando con noi a livello del drone. E ora ho nominato Santa Lucia del Mela e andiamo proprio a Santa Lucia del Mela, dove domenica 19 si sono esibiti Usono di Cafurci, un gruppetto di ragazzini, devo dire, il più grande ha 18 anni, Giovanni Mazzù, e sono i nipoti di un Giovannino Ciulla che cantano alla Santa Luciota. Noi ora in questa occasione il video dura di più, per chi lo vuole vedere è su Facebook, YouTube, della pagina di Ceto di Web. Per ora mandiamo il primo canto che hanno fatto i piccoli nipoti di Don Giovannino Ciulla a Santa Lucia durante la serata Una voce per Natale, organizzata alla grande da un mega galattico vulcanico Nino Duga, in collaborazione con l'amministrazione comunale di Santa Lucia del Mela. Salutiamo il grande assessore Benedetto Perulla e il sindaco avvocato Matteo Pisciotto. Andiamo al suono di Cafurci. Mani
veramente bravissimi i piccoli canterini. Giovanni Mazzulli sta addestrando molto bene e devo fare i complimenti. Lui ha fatto i complimenti a me, io faccio i complimenti a Giovanni Mazzulli e ai piccoli nipoti di Don Giovannino Giulla. E Giovanni Mazzulli lo sentiremo più tardino con la Ceramedda, che mi ha mandato un video lui di quest'oggi. E passiamo avanti e ora ritornano la coppia Francesco Catanese, Mario Catanese con Adeste Fidelis. Francesco suona e Mario canta. Buon ascolto. Bravissimo, veramente ne è valso la pena registrare queste esibizioni, queste sono di quest'anno. Il giorno di Santo Stefano l'abbiamo dedicata a queste registrazioni. Sono prestate molto volentieri sia Don Mario Catanese sia Francesco Catanese. Francesco Catanese, il quale ha fatto anche una gradita visita a mio padre, ha portato una suonata di Ceramedda a casa nostra, e quindi ancora grazie Francesco Catanese. Vi ricordo che sono le 21:11, siamo in diretta, ci sono altre 3 esibizioni, dopodiché ci sarà il sorteggio e andremo a chiudere questa 10ª edizione della segna di Ceramedda San Pirotto. Ringrazio la signora Maria Carmela Mondi Giorgiani che mi ha detto meno male che ci sei tu, che ci viene compagnia, mi fa piacere. L'obiettivo di Ceto Web dal primo anno, da appena è nato, dal primo Vangelo, ci trovavamo, facciamo un pochino di storia, ci trovavamo a casa di Rosario Spadaro, vicino al campo sportivo di suo zio precisamente, e il Sapore Italiano ha avuto questa idea, quando ancora non c'era fibra, quando non c'era internet veloce, di fare qualcosa. Era proprio per far sentire vicino chi è lontano.
da quasi 10 anni a questa parte penso che ci stiamo riuscendo, e quindi signora Maria, e questo è il nostro scopo, far sentire vicino chi è lontano, portare un pochino di musica natalizia nelle vostre case, non può che far piacere. Avrei voluto fare in tutto il paese, far girare un paio di cinematografie in tutto il paese, non è stato possibile, speriamo il prossimo anno. Andiamo negli ultime 3 esibizioni e ora c'è Lino Certo che si è esibito questa sera al Chiarannaro sotto la stella che ha posizionato il comune al centro della piazza al Chiarannaro. Lino Certo, vai Salvatore.
meglio sul bambino. Ringraziamo Lino Certo per l'esibizione e approfittiamo per ringraziare ulteriormente Caterina Cangemi per la collaborazione ci ha messo anche il biglietto, ha fatto punto di appoggio per le persone a portare i soldi e dare il biglietto. Grazie Caterina e grazie Lino. E mancano 2 esibizioni e dopo il sorteggio. Salvatore, metti a schermo gigante il mega cestino natalizio. Con €1, guardate che quello deve portare, quello più altri 32 premi. Andiamo, come si dice, tosto in giro. Dovevo salutare il signor Bottino Giovanni che ci segue da Cicatena, ci ha mandato i saluti. Salutiamo una focaccia siciliana che è Francesco Radicchio, che dal nord, dal lontano e freddo nord ci sta seguendo e salutiamo. Dal nord segue anche la signora Vittoria Terizzi, per noi, devo dire, Sapore è stata la prima fans, veramente. Da sempre ci segue la signora Vittoria, ci segue, ci sostiene e salutiamo la signora Vittoria Terizzi, auguri anche per lei. E ora andiamo con Pier Nicola Cannistraci. E ringraziamo anche il giovanissimo Pier Nicola Cannistraci che si esibiva, avete potuto avere modo di vedere, abbiamo variato da diversi anni di età, anche abbiamo avuto la presenza molto preziosa di Anna Catanese, quindi una presenza femminile in questa rassegna, abbiamo avuto un intervento molto apprezzato e piacevole del professore Mario
Sanica. Ora abbiamo l'esibizione di Giovanni Mazzu, che ha registrato questo pomeriggio, registrato a lui in compagnia del poeta Natale Bon Giovanni, e dopodiché avrà inizio il sorteggio. Quindi dura circa 4 minuti l'esibizione di Giovanni Mazzu, che ringraziamo. Mi dispiace che non sono potuto andare a riprenderlo io con il presepe, però impegni miei lavorativi, impegni suoi di suonamento non ci hanno permesso di combinare le due cose, però ci sarà modo e tempo. Vai Giovanni Mazzu. Abbiamo cambiato scenografia, ho bisogno un pochino di spazio, ora di più. Sono le 21:27 da controllare, siamo in diretta sul Niceto TV Web e ora è il momento del sorteggio. Un sorteggio che quest'anno ha numeri veramente da record, 33, 34 premi vincenti, 33 anzi, non si era mai visto. Devo ringraziare la generosità di tutti coloro che
anche spontaneamente sono offerti a darmi un premio da mettere in palio per il Niceto di Web, o se sono andato a chiedere non se lo sono fatti dire 2 volte. Quindi veramente grazie. Ora andrò spiegando come funziona il sorteggio. Come vedete qua ci sono tutti i biglietti, ne agoniamo per bene, per fortuna li abbiamo venduti, devo dire, e ancora grazie a tutti perché abbiamo venduto un bel po' di biglietti. E allora, come mi ha insegnato anni fa padre Gianfranco Centorino, è giusto dare la possibilità di vincere il primo premio a tutti. Se noi partissimo dal 33esimo premio, logicamente chi prende il primo 33esimo non può partecipare per il premio più ambito, che è il cestino, o il quadretto luminoso di Stefania Ruggeri, o il crapetto intero offerto alla macelleria Duca Pippo e altri premi. Quindi noi ora faremo quanto segue. Io prenderò i biglietti, se Salvatore vuole venire ne prende qualcuno, pure lui, se ha il tempo lo prende, siamo io e Salvatore. Sono le 21:28, le mie mani sono libere, non c'ho nulla. Il primo biglietto che andrò a prendere lo metterò nel bicchierino col numero 1, il secondo col numero 2 e il terzo nel bicchierino col numero 3. Le lascerò per ultime per creare un pochino di suspense. Dopodiché partiremo con l'estrazione del quarto premio a scendere. Così daremo a tutti coloro che sono all'interno del sacco la possibilità di vincere i più ambiti. Così mi ha insegnato un paio di anni fa padre Gianfranco Centorino, e così voglio fare, perché è giusto dare la possibilità a tutti di poter vincere i premi più ambiziosi, il primo premio. Lo vogliamo rimandare un attimino, è possibile, Salvatore? Questo sì. è Un attimo solo. il mega cestino natalizio offerto da Niceto TV Web in collaborazione con la ditta Ruggeri Domenico Sapori di Sicilia. Facciamo vedere le mani perché è il momento, dopo 2 ore quasi di trasmissione, devo dire 2 ore sono volate per me e anche per Salvatore. Allora, le mie mani sono libere. Qua andiamo una cosa, mani libere, andiamo a prendere il biglietto del primo premio che andrà nel bicchierino 1, bicchiere vuoto. Bicchiere vuoto, non c'è trucco, non è bucato. non c'è niente, bicchiere e cose. Andiamo a prendere il primo premio, lo diremo logicamente alla fine. Qua c'è il bigliettino, il colore è verde, possiamo dire questo è il primo premio che poi diremo per ultimo e va nel bicchiere numero 1. Andiamo al secondo premio, micidiano, che è un quadro luminoso artigianale realizzato a mano dall'artista della famiglia Ruggeri, Stefania Ruggeri, e andrà nel bicchierino numero 2, bicchiere vuoto numero 2, mani libere, alziamo le mani, non sono bravo a fare il gioco di prestigio, quindi non è cosa mia. E abbiamo preso il colore viola, ed è il secondo, questo è saltato ed è qua, numero 2. Ora andiamo con il terzo biglietto, che è un buono per un capretto intero offerto. Qua c'è il biglietto numero 3 e qua offerto dalla macelleria Duca Angelica di Gualtieri, si chiamano macelleria Uzzuì. Questi 3 premi, come vedete, sono messi in ordine 1, 2, 3, non li tocca nessuno, siamo io il Salvatore Italiano e li faremo per ultime. Ora andiamo che man mano estraiamo e diciamo i vincitori. Partiamo. Sto preparando la grafica. Vedete qua. Vediamo se riesco, non so se. Salvatore Italiano sempre alla grande. Improvvisato. Proviamo. E iniziamo dal quarto premio. Ora dirò io cosa, le mie mani sono libere. È un buono da 30 euro offerto dalla signora Maria Ruggeri, mia zia, ed è un buono spesa presso la ditta Ruggeri Domenico Sapori di Sicilia,
ed è dedicata alla memoria di chi non c'è più, di Carmelina Ruggeri. Andiamo, vediamo chi consumerà. Qua c'è il biglietto è blu, sono due, dobbiamo, non va bene, ma libera. Io ringrazio mia sorella Carmelina che con tanta pazienza ha fatto i biglietti. E allora il buono di 30 euro va, biglietto bianco, Giuseppe Nastasi, che è il figlio di Franco Nastasi, fratello di Elena Nastasi. 30 euro, Giuseppe Nastasi. Quindi Giuseppe Anastasi, Di Franco Nastasi, di Caterina Medici. Giuseppe Anastasi, E va il buono da 30 euro. Anastasi. Qual era il Il bigliettino? quarto. No, il bigliettino. M14. M14. Ok, Allora, buono. da 30 euro. Ora andiamo con il premio esemplare dall'architetto Francesca Maio, che ha fatto il premio e l'ha accompagnata da una lettera. Qua merita di essere letta la lettera, di questo. Vabbè, c'è un po' di stanchezza, c'è. Francesca Maio con carta intestata dell'architetto Francesca Maio. È spettabile liceo di web, via Grande 37 San Piniceto, oggetto partecipazione a sostegno dei premi per il sorteggio di fine anno 2021. La sottoscritta architetto Maio Franceschi, in qualità di professionista, aderisce all'iniziativa del sorteggio sopra indicato con la realizzazione di numero 1 carta tarocco dimensioni 35x17 cm acrilico su Forex con soggetto indicato a scelta dal soggetto premiato. Sarà a cura dell'organizzazione mettere in contatto il sorteggiato con la scrivente al fine di concordare la vignetta caricature da rappresentare il tarocco vinto. Milazzo 29 12 21. Oltre la sostanza c'è di più. Grazie architetto Francesca Maio. Questa è la lettera che accompagna e ora vediamo chi si farà fare il ritratto dall'architetto Maio. Prendiamo un bigliettino colore verde e va a Sarinella Mazzù. Sarinella Mazzù si farà fare il ritratto dentro la bottega Votier Donna Sara Sarinella Mazzù. Scriviamo ritratto Sarinella Mazzù. Sarinella è molto fortunata, qualche anno fa ha vinto il cestino del primo. Brava Sarinella. Ora andiamo. Abbiamo scritto Salvatore. Un attimo solo. Mi si vede il premio, il ritratto. Il no? ritratto, Sarinella Mazzù. Vediamo se riesco. Ringrazio mamma per aver fatto il sacco. Mia sorella per aver pigliato. E il numero? H15. H15. Ci siamo? Ora andiamo con un buono da euro 25 offerto dal tabacchino Salumeria, negozio alimentari, l'angolo della bottanica Angemi, Caterina. Andiamo a domiciliare a prendere un bigliettino rosa. La spesa la va a fare Lipari Stefania Recupero numero Z, numero 73 Z. Allora, Da Lipari verrà a fare la spesa da 25 euro da Caterina. recupero. Lettera Lettera Z, Z. numero 73. Stefania Recupero, provvedi tu
per questa spesa da 25 euro presso il tabacchino di Caterina Gangemi. Altro pescata, altro buono. Ci siamo, Salvatore? Sì, no, c'è in sovraimpressione la grafica, io aggiorno. Va in bene, tempo io reale. non riesco a vedere la grafica perché vedo solo me nel modo. Andiamo all'altro obietto, mani libere, buono da 25 euro, offerto da Apoteca di Vitto Pasqualina. Biglietto rosa. Voglio dire, vince il buono da 25 euro Fabio della Lucese, la Lucese di Santa Lucia del Mela. Fabio, vieni ti fai la spesa qua a San Pianicello. Se no, Salvatore, Sì, vediamo se Salvatore è d'accordo con me. A Fabio diamo a spese nostre 2 bottiglie di vino della ditta Ruggeri, faremo un regalo di 2 bottiglie di vino, perché chi ha un negozio alimentare andare a fare la spesa in un altro negozio alimentare non ha senso. Mio compare Fabio si è offerto volentieri a darci. quindi sempre il 7° premio, no? Fabio, facciamo un 7 bis a spese di Liceo TV Web, 7 diamo 2 bottiglie di vino della ditta Ruggeri Domenico. Quindi Un lo Syrah metto e in un- fondo alla grafica. Puoi fare 7 bis così il buono torna in pari. Allora, Fabiuzzo, grazie, qualcosina, hai 7 vinto bis. 2 bottiglie di vino della ditta Ruggeri Domenico, te le faremo avere Fabio. giovedì prossimo a Santa Lucia del Mela. Fabio Giunta, la Lucese, uno dei fratelli. L'ultimo solo che c'è stata questa modifica, È giusto così vincere un premio, quindi quindi 2 bottiglie. i premi diventano 34. Allora, 34. Dai, stiamo. Allora Lo metto facciamo, come 34 allora. fai 34, Fabio Lucese, Fabio Lucese, 2 Fabio bottiglie, Giunta, 34, Fabio 2 bottiglie. Giunta, 2 bottiglie, via. E ora ritorniamo, Il numero del biglietto, scusa, Fabio 15S. 15. Ci siamo al valore. Sì, e questo è il buono sempre, no? Ora ritorniamo sempre il buono da 25 euro offerto da Vitto Pasqualino. Andiamo a prendere la carta, è sempre fucsia, però mi sembra più scura, e il buono va al maestro della banda musicale di Fiume Dinisi, nonché vice maestro della banda musicale di San Pianicello. Il suo nome è Giuseppe Minutoli, 25 euro presso l'apoteca. Grande Peppe ha preso biglietti per lui e per la banda di Fiume Denisi. E il numero? Le L come Livorno 02, Giuseppe Minutoli. Scrivo pure io per non creare confusione. Ci siamo, Salvatore? Sì. Ora andiamo al panettone artigianale offerto dalla pasticceria Colosi di quartiere Scaminò del presentissimo soccorso Colosi. Noi musciliamo e andiamo avanti. Bigliettino grigio, il panettone, lo vince Luigi, dottor Domenico, e c'è il numero di telefono. Questo l'ha venduto Nino Duca. Nino Duca, c'è il numero di telefono, Luigi De Domenico forse, e il numero è 96C. Biglietto venduto dal vulcanico Nino Duca. 96C. Penso sia De Domenico o di Luigi Doro De Domenico, ma la serie C l'ha venduta Nino Duca. Ci ha dato una grossa mano d'aiuto anche lui.
in Odduca, se ci stai seguendo. Ecco, io la grafica la lascio sempre in onda. Sì, va bene. Aggiorno in diretta. Basta che si vedono le mie mani, sono belle Aspetta che la levo un attimo, no, ma si vedono, è in trasparenza. trasparenti, qua, Ecco. mani libere, andiamo avanti. Panettone artigianale offerto dalla pasticceria Mille Voglie di Giuseppe Scattareggia in via Nazionale a Monforte Marina. Una serie sempre chiara. Quest'oggi mi ha chiesto, ma io ho vinto. Amico Perone di Milazzo, alimentare casalinghi Perone, vince il panettone artigianale della pasticceria Mille Voglie, Angelo Perone di Milazzo, 11A, uno dei primi a prendersi i biglietti. E allora, panettone Perone. Poi mi ha telefonato e ha detto, ho vinto qualcosina, ho detto no, ancora devo fare il sorteggio, se vinco vediamo, in base all'ora. Ma domani quando Giorgio e mio cugino vanno con la sorpresa in mano, daranno il panettone all'amico Angelo Perone. Abbiamo scritto? Sì. Ora rimaniamo a Milazzo che c'è un buono da 20 euro offerto dal caffè bistrò Totù di Cristian Quercio e sono 20 euro che vanno, vediamo, colore azzurro. Esmeralda De Carolis, Giorgio Duca, non merita nemmeno nulla, nessun commento per Giorgio Duca, 20 euro da Bistrò, Esmeralda De Carolis. Numero B85, Totù Esmeralda. Questo succede perché quando uno prega, ho dovuto pregare a Giorgio Duca a prendersi i biglietti. Così, magari chi di sua spontanea volontà. Bravo Giorgio, bravo Esmeralda, no bravo Giorgio, bravo Esmeralda. Giorgio Duca niente. E andiamo avanti. Ora c'è un buono da 20 euro offerto da AgriGarden del viaggio di Paola a Santa Lucia del Mele. Mari sempre liberi. Salvatore, Sì. all'ero di agricoltura qua parliamo, giusto? Sì, pure limatura, forbici, queste cose. Biglietto sempre blu. Non può essere, no, Esmeralda De Carolis, può essere mai. De Carolis, Esmeralda, B94. Quindi sempre Giorgio, Esmeralda. Questo perché sono pigliare i biglietti. Va bene. Esmeralda De Carolis. 10 e 11. Ma ci diamo 20. 20. B94. E manda messaggi, sì. Quindi B94. Mi fai ascoltare in diretta cosa. Va bene. Giorgio Duca, quindi Esmeralda De Carolis, siamo arrivati a Riccardo. Ora c'è un buono da 20 euro offerto da Chloé, bimbi alla moda di Carmi Cannistrà in via Nazionale a Giammoro. Un buono da 20 euro. Mi scendiamo. Oggi, ma era libero. Andiamo in fondo. Vediamo cosa. Prendiamo. Abbiamo cambiato colore, guarda niente. E la bottiglia di Malvasia va a... No, è buono, non è buono. Ha il buono di 20 euro da Chloe, bimbi alla moda, va ad Alessandro Cambria. Alessandro, organizzati per qualche bambino. Alessandro Cambria, buono offerto da Carmi Cannistrà in via Nazionale a Giammoro. Chloe, Biglietto numero G72. Genova 72.
Allora, Cambria. Altro giro, altra corsa. Ora c'è la bottiglia di Malvasia delle cantine Colosi. Andiamo. Oh, nuovo colore. A vedere. La bottiglia di Malvasia se la beve alla nostra salute. Eugenio Lipari di Salvatore Italiano, amico di Salvatore Italiano. Biglietto Q21. Eugenio Lipari. Quadro. Quadro 21. Eugenio Lipari. Eugenio Lipari, quindi è La bottiglia di Malvasia delle cantine Colosi. Sia Colosi. Andiamo avanti, mani sempre liberi, sono le ore 21:48, siamo in diretta su Niceto TV Web e ora ci sono 3 bottiglie offerte dalla ditta Ruggeri Domenico a San Pier Niceto vanno a biglietto giallo. Mio compare Mariano col suo figlioletto va a bersi delle bottiglie di vino della ditta Ruggeri, Catanese Matteo per l'esattezza, Ok. figlio di Mariano Catanese. Palermo 01 il biglietto. Quindi allora, Catanese Matteo. Matteo. E il biglietto numero? Palermo 01. Ok, 3 bottiglie. Ruggeri Domenico? Sì. Un attimo metto in quadro per Sì. aspetta. Mani liberi. Eccolo qua. E ora andiamo con 3 bottiglie di vino offerte dalla ditta Ruggeri Giuseppe di Contrada a Manducci nel quartiere si cambiano. E prendiamo biglietto blu. Si beve il vino un nostro grande amico Don Peppino Grimaldi. 3 bottiglie di vino della ditta Ruggeri Giuseppe, azienda vitivinicola di Contrada Manducina. Peppino Grimaldi. Peppino Grimaldi. Numero? Peppino Grimaldi è B40. Ogni anno generosissimo con il cielo TV Web. Ci siamo? Ora andiamo. Dico Giuseppe, se c'è un bambino qua che vuole pescare, Allora possiamo, che vuoi venire tu a si pescare? vergognano, si vergognano. Se vuoi venire tu Salvatore. No, si vergogna, vai tu perché devo aggiornare qua la grafica. Ora andiamo con 2 kg di salsiccia offerte dalla macelleria Tentazione della Carne Domenico Angena Monforte Marino, Monforte San Giorgio, nonché fratello di Caterina Gangeni. Andiamo alla pesca miracolosa, no? C'è la pesca di beneficenza. Andiamone uno. Verdino, il biglietto e la carne va alla signora Rosaria Basile, moglie di Mastro Beniamino, anche lei venuta a domicilio a portarmi i soldi dei biglietti. Numero? H51. Qua penso che mette d'accordo con Caterina il tabacchino e farà le da tramite, penso. Ora ci sono altre 2 kg di salsiccia offerti dalla macelleria Duca Andrea di Via Nazionale a Torigrotta e vanno colore sempre verdino. Lisa Maria Rosaria H63.
se non sbaglio è la moglie di Pippo Mondì. La scrittura è mia, ma non riesco manco a capire la mia scrittura. E H? H63, Lisa Maria Rosario. Maria Rosa, Lisa Maria Rosa. Ah, no. Attenzione. A Pellegrino va il biglietto. Lisa Maria Rosa Maria Rosa allora. la moglie di mio compare Lisa, ha fatto dramma di Giorgio Duca. A Pellegrino, Lisa Maria Rosa va a Pellegrino, 2 kg di carne della macelleria Duca Andrea. È stato uno dei primi a dare i soldi dei biglietti. Lisa, il papà ora mi sta sfuggendo. Quindi H63. H63, Lisa Maria Rosa. Mi sta chiamando, ora non può essere. Ora andiamo con 2 bottiglie di Intanto vino. ci scrivono che c'è Totuccio Vanni Strada, ci scrive che questi sorteggi sono come quelli della Champions League. Totuccio, qua non c'è trucco, non c'è inganno, non abbiamo palle, non abbiamo niente, abbiamo solo bigliettini di carne. Anzi, Totuccio, per caso non ti ho visto per poter contribuire qualcosina. Peppe Totoro, ora non ti posso rispondere. E poi c'è allora, Angela Formica che ci scrive Misciria buono. E mi ci dico, qua. Ci voleva un bambino per l'estrazione. Vittoria Risi ci ringrazia. Buon anno a tutti, Giolanda. Zalanda, mamma di Giovanni. Buon anno a tutti. Gianluca Antonia, top. Grazie Gianluca, ci manca la tua regia audio. Milena Gitto, bravissimi tutti. Grazie Milene. E Rita Duca di Pellegrino, penso si riferiva a... Rita Duca e così. Lisa Maria Rosa è la figlia di Lisa. Ma sfugge il nome del papà perché di solito mi hanno dato il papà. Va bene, andiamo avanti. Quindi siamo al 18esimo. Ora c'è 2 bottiglie di vino offerte dall'azienda vinicola Rosaria di Giovanni e Figli, contrada a Bisocco a San Pier Niceto. Andiamo. Io stavo scegliendo Angela, stavolta è giallo. 2 bottiglie di vino se li beve l'architetto Francesca Mai. Comprato ieri il biglietto Francesca Mai, 2 bottiglie di vino della ditta di Giovanni, però io so che Francesca ha pubblicato anche su Facebook i biglietti li ha donati a una comunità di anziani, quindi il biglietto se lo beveranno per Capodanno, il vino gli anziani, poi vedrà meglio qual è questa comunità, quindi opera di bene, ha fatto beneficenza a noi con il regalo e i biglietti li ha regalati alla comunità. Il numero è P18 Francesca Maio, sarà sua cura recapitarle a chi di dovere. Giriamo pagina. Quindi già siamo a metà estrazione. A metà, poco più di metà. Ora ci sono 3 bottiglie di vino della cantina Buon Giovanni, di Buon Giovanni Giuseppe. Sono 3 le bottiglie e vediamo chi beve alla nostra salute e alla salute di Giuseppe Buon Giovanni. Il biglietto è bianco. La serie è R e va aggiunta Pasquale di Monforte San Giorgio, un altro grande amico di Niceto TV Web. Mi ha tempestato dei messaggi per dargli i biglietti e la tua cosa è stata premiata, compare Pasquale 056 R. Siamo al 20esimo, giusto? Sì. Dal vino si passa al pollo, allo spiedo con patatine. Io, come sempre, qua. Pollo allo spiedo e patatine offerte in maniera molto generosa da Pulcino Pio di Piazza Municipio a Pace del Mela di Capone Salvatore.
e il pollo se lo mangerà, vediamo chi. Bigliettino sempre giallo. Roxy Barcellona. Jessica, pensaci tu. Roxy Barcellona, e il bar vince un pollo allo spielo. Roxy Bar. Numero? 68D. Ora c'è un altro pollo allo spielo con patatine offerto dalla Salomeria Maceria La Fortuna di Bongiovanni Maria. E andiamo a pescare, e stavolta il bigliettino è rosa e 77 Giuseppe Anastasi. Penso sarà lo stesso Giuseppe Anastasi. Numero? E 77. Quello era M14. Ora controlleremo meglio. E 77. 7. Vabbè, Giuseppe Anastasi, scritto da mia, che due sarà. Giuseppe Anastasi. Un pollo con patatine. Giuseppe Anastasi. Ora c'è sempre la macelleria Salomeria di Bongiovanni Maria che offre un chilo di salsiccia. Chilo di salsiccia che va. Bigliettino verde. A Comare Ciccina, Francesca Sgro. Anche lei generose super fans del liceo del web. Un chilo di salsiccia della macelleria La Fortuna va a Francesca Sgro. Numero? Francesca Sgro 38I. Ok. Ora un cestino con formaggi offerti dall'azienda agricola Fausto Maio Giuseppe e figli di Contrada San Biagio a Santa Lucia del Mela. E il formaggio se lo mangerà Italiano Mario Andrea, che se non sbaglio è il nipotino di Salvatore Italiano. Mangerà il papà a posto delle cose. Numero B30. Ma pare ragazzi, ha visto a calcio cosa? L'anno scorso. Ha vinto la bottiglia di vino. Quindi Italiano Mario Andrea lo dobbiamo arruolare. Allora cestino Italiano Andrea, mettiamoci così, non confondiamo. Ora abbiamo una bottiglia di prosecco Bolentino offerta dalla cantina Colosi e nelle eleganti cose Bolentino, prosecco, cantine e Colosi. Prosecco. E vediamo chi a Capodanno stapperà magari la nostra salute e la nostra amicizia. Bigliettino verde. E di nuovo Rosaria Basile. Soltanto il biglietto. Signora Basile Rosaria. H73. Però con tanti premi può succedere. H73. Basile Rosaria. Scusa Peppe, H? 73. Una bottiglia di prosecco. Quindi prosecco e salsiccia. Hanno fatto un bel abbinamento. Ora andiamo al premio offerto da Francesco Italiano, che è una cassetta di broccoli che non sono già raccolti, verranno raccolti al momento che chi vincerà il premio dirà a Francesco: portami i broccoli e dopo le mangiate di Natale, Santo Stefano e Capodanno ci vuole un pochino di verdura per smaltire. E la cassetta di broccoli va da un giallo
Vediamo chi farà i broccoli. Molino Simone, compare Molino, mangerete i broccoli assieme a tuo papà e Peppe Molino, che mi ha cercato per avere i biglietti e li ha lasciati dalla pasticceria Mille Voglie i soldi proprio per contribuire al liceo di cui mi ha detto non è il biglietto ma è per contribuire. Quindi Molino Simone va la casetta di broccoli. Molino Simone, numero P71. Siamo quasi per finire. Ora andiamo con una cassa di birra offerto da Terizzi Bevande in via Massimiliano Regis a Milazzo. Don Nicola Terizzi, sempre generoso. Terizzi Bevande, sempre generoso. L'ho incontrato per strada, al volo ho detto: Don Nicola, un coso per il liceo del web, subito a disposizione, mani sempre libere. Sono le ore 22.03. Rifarlo per Chi? il cellulare, farlo vedere. Ormai per Sky 22 è 03. e 0. Andiamo a Nauriale, andiamo negli angolini e prendiamo un biglietto colore rosa e la cassa di birra va a Isaia Maria Carmela, la sorella di Domenico Cimbe per gli amici. Isaia Maria Carmela, una buona cassa di birra offerta alla ditta Terizzi. Sarà logicamente compito nostro farla arrivare a San Piniceto la cassa di birra. Numero 82 R, come Roma, come Ruggeri. Intanto ci sono dei messaggi. Leggi Salvatore, leggi dove qua. Allora, Giuseppe Venuto scrive Giuseppe, io niente ancora. Pappuzzo, qua chi due e chi niente purtroppo. Poi c'è Pasquale Giunta, ci ringrazia. Compare, grazie a te compare. La sorte. Ma ti ringrazio perché veramente mi ha cercato lui. Questo è un altro esempio di. Abbiamo altri messaggi? Sì, poi c'è Giorgio Duca, scrive Santino Lisa e il papà detto Cacio. Santino, non me lo davo, compare poi- Lisa. Lisa sì, me lo davo. Maria Carmela Mondi Mondi. Giorgianni, Giuseppe Caterina te l'ha dato i soldi per i biglietti per il mio nome. Non c'è problema, Caterina me l'ha detto, si deve andare a prendere, non c'è problema. Sì. Li avevo messi i biglietti, però signora Maria Monti, il biglietto è messo. Ora andiamo con il premio che è arrivato proprio all'ultimo secondo filo di lana questa sera ed è un chilo di focaccia e una pizza presso la Rossina Pizzeria Ilizia di via 21 ottobre a Torre Grotta. Andiamo con la pesca, andiamo anche cantoniere, pigliamo uno, sempre giallo, e pizza e focaccia vanno a Dottore Celi. Dottore Celi, Torre Grotta, Scala, penso che forse esci di casa e vai e te la prendi. Dottore Nicola Celi, venduto ieri sera a casa di mio cugino Domenico. A Dottore Celi vanno un buono di una pizza e un chilo di focaccia. Numero 29P, Palermo 29. Ora abbiamo 6 bottiglie di prosecco che le ha offerte Liceo TV Web e ogni estrazione sarà una bottiglia. E poi vi ricordo che qua abbiamo i 3 premi da. E allora, andiamo, bottiglia di prosecco, sempre giallo. Rosario Pantò, ogni anno vince Rosario Pantò. Rosario Pantò, bottiglia di prosecco 1, numero 4P. Allora, 4P. Va bene.
Rosario Pantone. Ci siamo? Sì. Andiamo, altra bottiglia di prosecco. Stavolta è grigio, è Capodanno stappa. Vabbè, rimane sempre vabbè. Colosi Emanuele, figlio di Nino Colosi e di Enza Grimaldi, bottiglia di prosecco. Numero Aspetta, Colosi Emanuele M51. Soldi messi da mamma Enza per il sorteggio. Altra bottiglia di prosecco, sempre grigio, bigliettino. numero Certo Enrico, vale a dire figlio di Giuseppe e Valentina Gangemi. Giuseppe Certo e Valentina Gangemi. Certo Enrico, una bottiglia di prosecco numero 15M. ok. Altre 3 bottiglie di prosecco ancora in palio. E vediamo. Stavolta è rosa il bigliettino. Il prosecco se lo beve. Rita Marchetta. Margherita Marchetta, una bottiglia di prosecco. L95. Ok. Altre 2 bottiglie di prosecco. E andiamo. Rosa chiaro. E vince la signora che l'ha comprato quasi per ultimo, Tiziana Alberotanza. Vince una bottiglia di prosecco. Alberotanza, Tiziana Alberotanza. Numero 21S come Savona. Anche lei mi ha cercato, ha voluto con molta voglia il biglietto di Ceto Web per contribuire. Figuratevi, è andata al bar Mille Voglie da Giuseppe Marché e Giuseppe Scattareggia per portare i soldi per prendersi i biglietti. Grazie signora Tiziana, la sua volontà è stata premiata di aiutare il Ceto TV Web. Altre 2 bottiglie. una. Una è... no, quale saluta io? Allora c'è Rosario, ho vinto la bottiglia di prosecco. Colosi Cose Emanuele. Emanuele, Certo Enrico, Rita Marchetta. Ah, Rita Marchetta non devo mettere, sì. Pizze. Va bene, la bottiglia più, la bottiglia mia l'avremmo regalata volentieri, non c'è problema. Ultima bottiglia di prosecco. E va. Daniela Calanni di Torre Grotta, altro super fan del liceo di web. Daniela Calanni. Numero Daniela Calanni, il numero A68. E mo ok. qua, scusate, abbiamo concluso le operazioni e ora passiamo ai cosi 1, 2 e 3. Ricordo il terzo premio, prendiamo la carta ufficiale, facciamo fusione, Salvatore inquadra sempre le mani, Aspetta. un buono per un Aspetta capretto, che ti zoomo le mani, aspetta. Vai, mani, una cosa, Mette più basse. il bigliettino è qua dentro, basse. Ok, così. il capretto intero offerto dalla macelleria Duca Angelica, macelleria Ozzupippo di Duca Angelica, quartiere San Minò, va. Vi ricordo che chi vincerà il capretto lo deve ritirare entro domani e il capretto intero va. Maio Davide, siccome non ne mangia mai. Maio Davide, figlio di Federico Maio.
compare Federico, il capretto è andato a tuo figlio che ci ha seguito tutta la serata, Maio Davide, numero N58. Maio Davide, il capretto da Uzzo Pippo a Gualtieri Sigamino. Andiamo al quadro artigianale realizzato da Stefania Ruggeri. Un biglietto tutto vuoto, non c'è altro. Il quadretto va a mio compare Giunta Pasquale, doppietta. Giunta Pasquale, Il numero R28. N28. No, R come Roma. R28. E ora, numero 1, come vedete scritto 1, il mega cestino dei prodotti natalizi offerti dal Niceto di Web in collaborazione con la ditta Ruggero Domenio Sapore di Sicilia. Il colore è il verde e il biglietto va il maestro Saia di Rometta. Maestro, puoi venire col camion a prenderti il cestino. Maestro Saia 27I. Maestro Enzo Saia di Rometta. Può venire a ritirarsi il cestino presso la ditta Ruggero Domenio Sapore di Sicilia. Maestro, venite almeno 2 persone per portare il tutto. E mi sa che così abbiamo concluso questa lunga serata, questo lungo sorteggio. Io non posso che, qua sono vuoti, tutto vuoto, non c'è. Il mio cuore avrebbe voluto far vincere tutti coloro che hanno partecipato al sorteggio, ma siccome è proprio un sorteggio non può vincere tutti, quindi sono le ore 22:15, dopo 2 ore e 3/4 di diretta. Non ho che ringraziare tutti coloro che ci avete seguito, ci avete sostenuto, che avete comprato i biglietti, che avete donato i premi. Sarà mia cura ora, domani, a mente serena, distribuirli, farli avere a destinazione. Li pubblicheremo anche sulla nostra pagina Facebook di Niceto TV Web. Salvatore ha messo per pressione per poterli vedere meglio. Noi ora andiamo a chiudere e chiuderemo con l'esibizione di Nino Paone con l'organetto, accompagnato da Nino Catanese con la fisarmonica e Pippo Barbè con il tamburello. E su queste note sia io sia Salvatore Italiano vi ringraziamo, vi auguriamo un felice, sereno anno nuovo, che sia un anno pieno di salute prima di ogni cosa per tutti, che sia un anno che ci riporti alla normalità, allo stare insieme, alla confusione, al caos, agli abbracci indistintamente, tutto di più. Noi speriamo di poter fare il prossimo anno una rassegna di ciaramelle in presenza di pubblico nello splendido scenario della chiesa San Francesco, poi fare il post ciaramelle in una grande mangiata. Grazie a tutti coloro che ancora ci avete seguito in diretta, avete condiviso il video, che avete contribuito con i biglietti. Non è stato un sorteggio a scopo di lucro, lo dico sempre, ma è un sorteggio per sostenerci e tanti l'avete capito e ci sostenete sempre di più. Da Giuseppe Ruggeri, Salvatore Italiano, solo per il momento e solo per il 2021 è tutto. Buon anno a tutti. Ora vi lascio con Nino Paone, Nino Catanese e Pippo Barbera. Buonanotte sognatori a tutti. E come dicevo una volta, baci, bacini, bacetti, bacioni ovunque voi siate. Buonanotte sognatori a tutti. Ciao!
Poco fa mi ha chiamato Federico Maio, colpo di scena. Mi ha detto lui, di capretti, ce ne ha a volontà, quindi lo rimette in gioco il capretto. Quindi faremo un'ulteriore estrazione per il capretto il terzo premio offerto da Macelleria Ozzupippo di Angelica 2. Per il piccolo Davide, sempre a spese di Ceto Web, penseremo a fare qualche altro regalo per Davide. Quindi Davide un premio lo vincerà di sicuro, però logicamente dare il capretto a chi commercia capretti è non ha senso. Federico subito mi ha chiamato qua in diretta e mi ha detto risorteggialo e è andata così. Va bene, quindi le mie mani sono sempre, durante la cosa non abbiamo fatto nulla. Qua andiamo a micidiare sempre, quindi i premi sono diventati 35 in questo caso, però è giusto così. Io non potevo prendere su una bottiglia, posso prendere la responsabilità. Su un premio di un certo valore, logicamente è stato Federico a darmi lo sta bene e noi ora. Quindi se mettiamo in palio il capretto offerto dalla Macelleria Ozzupippo di Angelica Duca, quartiere Sicaminò, e vediamo chi è stato questo fortunato, devo ringraziare così. Il biglietto fu rosa scuro, e il capretto stavolta va Vincenzo Tammaro. L'ha venduto Dorotea a Giammoro, penso. Quindi il capretto va a Giammoro. Quindi il signor Vincenzo deve ringraziare a Federico. Numero è 09. Qua c'è più il numero di telefono, abbiamo, quindi questo qua non possiamo sbagliare. E penso stavolta con questo ulteriore sorteggio, grazie alla benevolenza di Federico Maio, di Valentina Formica e del piccolo Davide, penso che possiamo concludere ufficialmente il sorteggio della 10ª rassegna di Ceramede, che è stata interamente dedicata alla memoria di Carmina Ruggeri, Piero Basile e Don Giovannino Ciulli. Appuntamento il prossimo anno. Buonanotte, baci, bacini, bacione, bacetto, cruzate, buonanotte e sogni d'oro. A domani, alla prossima volta ci mettiamo. Mandiamo.